Eccoci qua, abbiamo una telefonata in attesa. Pronto? Buongiorno, sono Antonio da Padova. Sì, signor Antonio, dica. Ecco, io ce l'ho un po', diciamo, col discorso che con tutti i problemi che abbiamo, ha fatto governo chiaramente che nessuno l'ha votato, diciamo, e praticamente noi ci troviamo ancora a fare la discussione sulla legge elettorale, ma veramente io non vorrei che fosse quello il problema reale, il problema è un altro, il problema è che c'è diciamo, non c'è morale, cioè noi abbiamo politici che sono immorali, perché te vedi come si comportano, perché abbiamo fatto dei governi di larghe tese e poi invece si è scoperto che non valga niente. Fatalità, se non fanno le riforme non è perché c'è il problema della legge elettorale, è perché le riforme non le vogliono fare. Chiaramente chi comanda adesso sono la sinistra e la destra. Se eventualmente fosse quello il problema, che vaga su uno e che vaga su quest'altro, la gente è sempre quella. E cosa cambia per noi altri? Niente. Addirittura andiamo anche a peggiorare la situazione, perché con la nuova legge che loro intendono fare, cavano via magari il terzo incomodo che sarebbe il Movimento 5 Stelle. Tolto via quello, non c'è più opposizione, perché tanto noi lo sappiamo benissimo che destra e sinistra, se non è zuppa è pan bagnata, perché si è visto praticamente, basta che non si toccano, diciamo, le lobby qui e là, questo governo andrà sempre avanti in questo sistema qua. E io vi ripeto, io purtroppo sono deluso e chiaramente io mi aspettavo qualcosa di più per questo governo nuovo che hanno fatto, ma invece, signori miei, la musica è sempre la stessa. Io vi ringrazio e vi saluto tutti quanti, buongiorno. Grazie della sua telefonata, vediamo di rispondere, Maria Pistrello, quindi ricollegandoci un po' al discorso di io prima. veramente non vorrei entrare nel merito di questa discussione, nel senso che tutti noi ci interroghiamo, no, in questi giorni che è in discussione la legge elettorale. Ma io dico la mia opinione e qui non c'entra il fatto che sono qui in rappresentanza del sindacato pensionati della CGIL. Io sento il bisogno di avere una legge elettorale che dia, come posso dire, che dia assoluta trasparenza a tutte le operazioni, che consenta a me cittadino personalmente di scegliere una coalizione che si presenta con delle persone che sono del mio territorio, perché io voglio consapevolmente mandare a Roma a rappresentarmi persone con nome e cognome e che hanno lavorato nel mio territorio, che sono magari stati sindaci o amministratori di altri enti e che quindi posso riconoscere e soprattutto posso contattare. E in ogni caso che ci sia la possibilità poi per chi vince le elezioni di governare per 5 anni, di fare in modo di tradurre le promesse in fatti certi e dare modo a noi cittadini poi, dopo finita la tornata, finito quel mandato elettorale, se non ci hanno soddisfatto, di votare magari per un altro schieramento con gli stessi obiettivi e con le stesse finalità. Ecco, io ho detto la mia personale opinione in questo caso qua. Siccome anche in prota è della CGIL, che le risponde a questo punto al messaggio che è arrivato Sì, è arrivato un messaggio che a volte noi ci chiedono di rispondere, come ha fatto adesso Maria, di una questione che travalica noi. Sì. Ci hanno chiesto perché, accorgendoci della questione di Mastro Pasqua, non abbiamo fatto uno sciopero. Sì. Beh, intanto fare uno sciopero vuol dire togliere i soldi ai lavoratori che aderiscono allo sciopero, e questo è un problema che il sindacato deve sempre avere presente. No, magari pensavano a una manifestazione dei pensionati, perché può essere una manifestazione, può essere che si riguardava dei pensionati. Però ricordiamoci una cosa, che su tutto ciò che avviene il sindacato è spettatore come tutti i cittadini. Ma il cittadino forse adesso lo vuole più attivo, perché è un messaggio che è ricorrente, lo vorrebbe più attivo. Io lo interrompo solo un attimo, dopo le ridò la parola assolutamente, c'è un'altra telefonata. Pronto? Pronto?
Sì? Buongiorno dottoressa e buongiorno ai suoi gentili ospiti. Sono Nadia e parlo da Padova. Gentilmente se mi lascia parlare, se no chiudo la telefonata subito. Se lei dura un minuto le va bene. Dica. Guardi, non siamo mica col KGB della Russia, vero? Avremo un po' di democrazia. Allora, dica. io ho un documento politico del 27,96 alle 18,15 del KGB della Russia, firmato da Prodi, D'Alema, Veltroni e Dini, che se andavano su abrogavano l'articolo che mi fa cumulo il marito e avendo pagato tanti contributi non ho la pensione. Dopodiché c'ho un altro documento sempre del KGB della Russia, allora ed è scritto stranieri che vengono in Italia e immigrati solo per prendere l'assegno sociale, è la 388 fatta dal governo Amato, che lo Stato che dal 2000 con la legge 388 inserita nella finanziaria 2001 dall'allora governo Amato ha riconosciuto l'assegno sociale agli stranieri, che ora si trova a fare i conti con un aumento di domande praticamente sempre accolto dall'INPS, visto che la legge non prevede né un minimo di versamenti né tempi di residenza in Italia. Allora, i pensionati che hanno pagato qui le pensioni hanno 500 euro e fanno la fame, quelli hanno 500 euro senza... E i sindacati, signori, io mi sono rivolta sia alla destra che alla sinistra, non hanno fatto niente, ma le tessere io non gliela do più. E poi, gentili signori, io ho un reddito col cumulo di 2.343 euro in un anno. Allora, tale reddito la porta a non essere più fiscalmente a carico di suo marito per aver superato di 32 euro annui, complessivi pari a 2,67 euro mensili, previsto dalla normativa vigente perché il coniuge possa aver diritto alla detrazione relativa che nel suo caso, stante il reddito di suo marito, ammonterebbe a 690 euro. Per 2 euro sia il KGB che la destra mi hanno tolto 700 euro al mese per 2,07 euro. Allora, signori, voi che propagandate, sindacati, pensionati, quali sono i risultati? È inutile che fate sempre i soliti discorsi. Non abbiamo risultato perché la gente vi paga. Se non avete risultato, io vorrei sapere, io sono cittadina italiana e per i 2 euro che pago mi tocca pagarmi tutte le medicine e tutte le lo so, per 2 euro. Datemi una risposta, no, faremo, vedremo, andremo. Questi sono i risultati e lo sapevate perché sono andata in via Longhin dal KGB, sono andata dalla destra che non fa niente. Allora, volete fare, non siete credibili e questi sono i risultati, ma i stranieri, i poverini, quelli ci mangiano anche la camicia. Allora, della pensione, vediamo di rispondere, signora. Voi? No, è stata chiarissima, abbiamo capito il concetto. Grazie, una risposta e credo che sia ora di non pagare più la tessera. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Sì, allora, se ho capito bene, naturalmente la signora diceva che non le è stata riconosciuta la pensione perché faceva cumulo con il reddito del marito. Questo non può essere assolutamente vero, nel senso che una persona, che sia il marito o la moglie, comunque sia diritto ad una pensione, un trattamento di pensione, se ha i requisiti, cioè allo stato attuale 20 anni di contributi versati e poi l'età pensionabile. Probabilmente la signora si riferiva al fatto che non ha avuto l'integrazione al trattamento minimo. L'integrazione al trattamento minimo di pensione, che per il 2014 sono 501,38 euro, la si dà a quelle persone che con i loro contributi non raggiungono questa cifra, però siccome è un aiuto assistenziale, per darglielo si tiene conto anche del reddito del marito, quindi rassicuro tutte le persone che sono all'ascolto, con il minimo con i 20 anni di contributi si ha il diritto alla pensione, quello che risulterà poi dal conteggio.
non si ha diritto all'integrazione, cioè all'aggiunta di tipo assistenziale, perché, lo dice la parola stessa, l'aiuto lo si dà a chi comunque sia non può contare su altri redditi. E a proposito di questo, voglio ricordare però una cosa importante che ha fatto il sindacato. Nel 2007, perché poi la signora, e non mi sottrago poi alla domanda sugli stranieri che hanno il diritto della seguridade sociale, eccetera, risponderò anche a questo. Nel 2007 l'accordo governo Prodi all'epoca sindacati, no? Sono stati 2 anni di governo Prodi che ha governato dal 2006 al 2008, poi insomma è stato fatto cadere e poi sappiamo anche i risvolti penali che ha avuto la vicenda. Allora in quell'epoca lì è stata introdotta una misura importante per le pensioni fino a 700 euro mensili lordi circa, insomma adesso la cifra è all'incirca questa. È stata data la 14ª mensilità, cioè un assegno intorno ai 400 euro, anche qua un po' più, un po' meno, dipende dagli anni di contributi versati per avere la pensione, e in questa occasione, guardate, il sindacato proprio si è fatto promotore di far sì che venisse considerato per dare questa 14ª mensilità soltanto il reddito della persona, non legato a quello del coniuge, perché altrimenti, come tantissime altre volte, le donne venivano escluse perché magari Ma questa non è più stata tenuta? No, c'è una ancora? misura strutturale che è in vigore ancora adesso, infatti a luglio viene pagata la 14ª mensilità. Perfetto. E pensate che le donne in questo caso qua erano, siccome lo sappiamo bene, le pensioni delle donne sono inferiori a quelle degli uomini per tanti motivi, ma uno dei motivi è che lavorano il minimo. Fino al 92 bastavano 15 anni di contributi, dal 92 ad oggi ci vogliono almeno 20 anni di contributi, e le donne quando si parlava di aumenti eccetera rimanevano sempre escluse perché avevano magari un coniuge vicino che aveva un suo reddito, una sua pensione, e quindi non avevano il diritto. Perfetto. Poi Un attimo solo risponderò all'altra sì, cosa. vediamo se c'è una telefonata. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, da dove chiama? Siamo dalla provincia di Venezia. Sì, dica. Ecco, non vorrei fare i guastafeste, però ho avuto modo di parlare con un imprenditore che si è trasferito e mi diceva che se potessero fare qualcosa per far riprendere l'Italia sarebbero rimasti in Italia, ma non c'è questa condizione, di conseguenza ci sarà un'emorragia di imprese che se ne andranno e osservano da fuori l'andamento dell'Italia che praticamente secondo lui arriverà ancora prima del fascismo, cioè una condizione in cui non ci saranno più sindacati, non ci saranno più, ci sarà di nuovo una ripartenza da zero che sale come paese appetibile. Quindi è questo che, secondo quello che mi ha detto questo signore, stanno aspettando il fallimento dell'Italia per potersi riprendere l'Italia, un modus operandi come praticamente era 40, 50, 60, 80 anni fa. Fermo là, chi è che lo dice e chi dovrebbe prendersela? Cioè chi sono i soggetti? Chi le ha raccontato questo? Cioè da dove viene e chi se la prende? Un imprenditore mi ha detto questa roba. Un imprenditore che si è trasferito in Austria. Ah, un imprenditore in Austria. E l'Europa se la prenderebbe, insomma, se la prendono chi? Chi si prenderebbe l'Italia? Gli imprenditori stessi riceverebbero di nuovo un potere forte e ripartirebbero da zero. Ah, ho capito, va bene. Grazie della sua telefonata. Adesso vediamo anche di fare le osservazioni, poi diamo la parola a Maria Pestorella. Prima però andiamo subito in pubblicità. Grazie molte, tra pochi secondi ritorniamo.